Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo al lago delle Stellune e partiremo dal Passo Manghen. Buona visione! La partenza è proprio qui dalla baita del Passo Manghen e da qui accanto parte il nostro trekking di oggi. Ho già trovato il posto, lì. Cosa amore? La nostra escursione è già finita, come sempre. Guarda che bel posticino, no? Sì. Bellissimo, freschino. Oggi è il 24 di settembre, scesi dall'auto c'erano ben 5 gradi, quindi bello fresco oggi. Il Passo Manghen è il cancello, la porta che è fra la Val di Fiemme e la Val Sugana. È il punto in cui si può passare da una valle all'altra, quindi è molto importante. E attenzione che è aperto solo in estate, nei mesi invernali quando c'è la neve chiudono già da sotto, dalla Val Cagliamento. E là c'è le prime nevi, aria frizzantina, 322 là. Qui troviamo anche una spada laser. Ma che bello! Stiamo proseguendo qua per il sentiero. Allora, questo è il Monte Manghen e là in alto, proprio dove c'è il sole, là si vede la croce e quello è lo Zio Lera, che si può fare anche sempre da Passo Manghen un anello che parte, va direttamente su a Zio Lera e poi viene giù più avanti dove vi farò vedere più tardi. Adesso qui tra poco dovremo incontrare il primo lago, il lago delle Buse. Qui troviamo anche un albero monumentale, dovrebbe essercene un paio qua in giro. Allora, questo è un albero monumentale, si chiama l'Eterno, qua della Val di Fiemme. Arriviamo a un cartello, adesso andiamo a vedere che incrocio è. Ah, ok. Allora, c'è scritto lago delle Buse. Che però è qui più avanti, che poi lo vedremo dall'alto. Forse. Noi giriamo qui a destra, qui lago delle Stellune, altre 3 ore, quindi non abbiamo ancora iniziato a camminare. 3:22 diventano 4 in tutto. No dai, ci faremo prima. Sì. Dai, Vedi che... di qua a destra. Qua arriviamo, cominciamo a vedere il lago, ma noi andiamo su per di qua, forse da sopra lo vedremo un po' meglio. Allora, arriviamo qui e dopo 40 minuti dal Passo Manghen, sentiero facile ma swisce. Questo è il lago delle Buse. Bravissima. Continuiamo su per qua. Quello è lo qua Zio Lera. Qua. Sì. E noi andiamo per il lago delle Stellune. Forse. Bravissima. Sta? Bellissimo. Veramente bello. Praticamente il primo weekend d'autunno. Sì. Di temperatura sì. Sì, sta benissimo adesso. Ciao amore, che colori è? Ti piace allora? Adesso vi racconto un retroscena. Nel video precedente, se non l'avete visto andate a vederlo, siamo andati ai Libri di San Daniele
Escursione semplicissima, 1350 metri di dislivello con 30 gradi, 16 km. E in quell'escursione lì già mi ha detto mai più in montagna. La prossima volta ha detto o mi fai fare un sentiero panoramico e facile, partiamo già alti, mi ha detto, o se no niente. E siamo venuti qua, quindi questa è la descrizione di questo sentiero, vero già? Potete farlo tutti. È defaticante. Defaticante. Lunghetta naturalmente, ma fino al lago dovrebbero esserci 400 metri di dislivello positivo, quindi è più la lunghezza, sono tutti sali scendi. E quindi sentiero semplice con tantissimo panorama. Cosa volete di più? Ma seguiteci su tutti i video che facciamo delle robe belle, iscrivetevi al canale, mettete like, fate un commentino, ma poi condividete questo video con tutti i vostri amici di montagna che dice dove andiamo? Io ho una domanda per i follower. Cosa? Voi sapete come riconoscere al volo un mirtillo da un non mirtillo che ci assomiglia? È un mirtillo, tipo questo. È un mirtillo? Oh no, a me non sembra un mirtillo. Oh, ti ha fatto sangue in mano. Bene. I mirtilli fanno così. Non sappiamo distinguere i mirtilli. Arriviamo a questo incrocio, qui a sinistra si va al lago per andarci proprio vicino, o se no potevate andare al lago prima e poi venire su di qua, fare una specie di anellino. Adesso noi andiamo a destra verso di là, insomma. Siamo arrivati a un altro cartello ancora. Allora, qui abbiamo il lago delle Buse che vediamo, poi qui arriviamo a un incrocio. Allora, qui a destra si può andare fin sopra in Forcella Ziolera per andare cima a Ziolera e ritornare al Passo Manghe. Noi invece qui giriamo a sinistra verso il lago delle Stellune, dice 2 ore e 40. In 5 minuti abbiamo fatto 20 minuti di cartello. Te l'ho detto che è tutto relativo. I cartelli sono un po' così. Comunque siamo a 2122, vediamo cosa dice l'orologio. 2125, quindi ci siamo. Porfido, proprio cascate di porfido qua. Che vagliatina stupenda! Dimmi! Un ghiro? Già avvistato un ghiretto. C'è anche un cartello, ma qua è bellissimo. Adesso troviamo un posto a sederci e faccio una merenda perché oggi è free e goduriosa. Open bar. Le ultime volte ci siamo portati via ovviamente il panino al volo perché facevamo un sacco di dislivello. Oggi il dislivello è poco e abbiamo i zaini con solo cibo. E bisogna iniziare a mangiarlo perché pesa anche. Allora noi adesso andiamo dritti verso il Pian delle Fave, 15 minuti. Dai. Facciamo un merendino? Sì. Cambi il calzino? Il calzino che aveva bagnato prima. Comunque ci fermiamo, ci mangiamo un paninetto qua con burro d'arachidi e marmellata, energie. Dimmi. Congelata. Piede congelato. Ecco, se avete dei calzini di riserva sono molto utili. Dopo la pausa paninetto ritorniamo lì al cartello di prima e continuiamo il nostro percorso verso direzione Lago delle Stellune. Quando vi dico a tratti esposto il sentiero, intendo così, e qui è largo così e se vai giù fin sotto con queste scariche di porfido.
Siamo saliti da lì sotto, un sacco pendente, arriviamo in Forcella, che adesso diamo un'occhiata. Qui vediamo anche un altro laghetto piccolino. Questo è il pian delle fave che vi dicevo prima, quello che dicevano 15 minuti. Eccoci qua, sempre TL, Translago Rai, Lago delle Stellune, 2 ore 10 da qua, 322, forza a camminare. Arriva in più, amore? No. Adesso fermiamo in prima. Allora arriviamo qui, adesso da qui scendiamo, dobbiamo seguire qui, poi di sopra c'è la Forcella del Montaglion, ma noi tagliamo e prendiamo quel sentiero che va su di qua. Sì, perché l'unghia mi ripara dal sole Sì, e l'altra mi ripara le orecchie. bravissima. Il barretto della Jet doppio farà tendenza prima o poi. Vediamo un cartello Vivio che vi ho detto prima, andiamo a vederlo. Forcella Val Sorda, sì, ma Lago delle Stellune è un'altra ora e 40. No dai, fin prima. Andiamo qua. Allora arriviamo qui. Sì. Dai già, devo andare avanti intanto. Ciao. Allora, arriviamo a questo cartello, sinistra, Malga, Cazzorga, 30 minuti. Se volete fare un giro ad anello intorno al lago potete andare per di qua e ci arrivate da sotto. Invece noi andiamo da sta parte di qua e ci arriviamo da sopra. Qui a questo punto, anche se non vediamo nessun cartello, seguendo qui un po' la traccia, facciamo un taglio per non passare per la Forcella di qua. E il taglietto che stiamo facendo, come vedete, è segnato, cioè è intuitivo. Di cosa stiamo parlando? Lo vedete? Ti piace allora la Val di Fiemme, amore? Molto bella, amore. Siamo sempre sulla Translago Rai qui, oggi tutto il giorno. Abbiamo già fatto un bel po' di pezzi ormai. Ah, che nuvolone, amore. Ma in fondo vedete la neve sulle cime della Val di Fiemme? No, ma sappi qui. Siamo quasi al lago. Adesso facciamo questo pezzo qua e lì al sole mangiamo, dovremo vedere il lago sotto, spero. Ci proviamo. Facciamo sta righetta qua di porfido. Finalmente arriviamo al lago delle Stellune, lo vediamo. Adesso l'obiettivo, amore, è trovare un posto da mangiare al sole con vista al lago. Andy, per questo porfido. Quindi la foto del lago faccio dopo. Ciao. Abbiamo trovato un bel posticino qui dove fare il pranzo e si vedeva il lago prima da là, ma c'era freddo e ombra. Qui adesso non si vede, ma è lì. Poi mangio prima perché non ce la faccio più, sono le 2 e poi vado fin lì a vedere se si vede il lago, poi vi faccio vedere. Comunque adesso parte il pranzo e via. Fin qui abbiamo fatto 520 di dislivello positivo in 4 ore, siamo a 2243, 8 km e mezzo. Qua parte Gran Gourmet, abbiamo del
del pane qua. Pagato come l'oro. Sì, non vi diciamo dove abbiamo preso perché non meritano niente. Paga massa. Postaccio. Del formaggio dell'Asiago, 4 uova sode, dell'altro pane. Nel frattempo qua c'è dell'aperitivo. Io metto su dei tortelloni ricotta e spinaci. Top, intanto metto su questi e mangiamo a più non posso. Bene. E qua abbiamo i tortellini. La roba migliore è quella che ha fatto già, racconta cos'è? Ho fatto un paninetto gourmet con castagne, noci e asiago e pane ai semi di sesamo. Super, che fame. Oh no, lo taglio. Taglia i pezzetti e facciamo aperitivo. E se ci fosse il sole. Vero? Fa dell'ovetto, amore. Super. Ovetto, così al volo. Questi sono già pronti, 3 minuti, easy way. Adesso ci mettiamo anche del sugo qua. Amatriciana di seitan. Tutto che mettiamo. Più sugo che tortelli, vero amore? Super. Ah. Va il piattino. Scusa, il rifugio è meno godurioso. Qua, vista Lago Rai e vista nuvole. Allora, volevo farvi capire che c'è stato il sole fino adesso quando noi eravamo nell'ombra. Ci siamo messi qua per mangiare il sole e arriva fuori l'unica nuvole della giornata. Eh? Sì, O no? che culo. Buon appetito. E buon caffè. Eccoci al lago superlativo da qua sopra. Volevamo proprio vederlo dall'alto e una volta che ci arrivi sotto non riesci a vederlo, a meno che non hai il drone. Noi non ce l'abbiamo. Qui dovevamo mangiare, abbiamo mangiato lì a 1 metro, no, qua viene su aria, quindi no, forse è meglio là visto che il sole è uscito adesso in un secondo di sole. Per arrivare a questo lago ci sono tantissime possibilità. Si può salire dal Conseria e anche da un altro passo qua in fondo alla valle, là sotto, che adesso non mi ricordo il nome ma ve lo scrivo sicuramente qui sotto. E invece noi siamo partiti dal Mangen perché tra i tre era quello più semplice. Comunque non si è dimostrato così easy da fare. Cioè, siamo presa molto comoda, però comunque ci abbiamo messo 4 ore. Le difficoltà erano tutta l'acqua che si incontrava per strada, di trovare una via per non bagnarsi e così insomma si perdeva un po' di tempo, non si camminava spediti. E poi tutto il porfido da attraversare, insomma bisogna avere il piede un po' attento. Finalmente siamo arrivati a questo lago, lo puntavamo da 2-3 anni. In qualche maniera dobbiamo arrivarci e ci siamo arrivati, ma da qua sopra è veramente stupendo, che roba. Abbiamo mangiato in abbondanza, adesso lasciamo tutto pulito in ordine, tutte le immondizie ce le portiamo a casa, mi raccomando anche voi, e rifacciamo la stessa strada che abbiamo fatto all'andata. Voi se volete potete fare il giro intorno al lago, arrivate a una malga, quello è il nome che vi ho detto prima, Cazzorga, e poi ritornate su. E oggi noi volevamo fare meno fatica possibile, quindi non avevamo voglia di fare il dislivello in più, cioè tornare giù per ritornare su. Quindi adesso ricominciamo a fare la stessa strada dell'andata, sperando di beccare un po' di sole, ma come vedete c'è gran fresco. Sono nuda? Chi? Sto potendo dei sassi, hai detto. Butta! Maledetti, hai detto. Avevo da salire fin qua. E mi insegni me stesso. C'è del delirio da sasso. Non ho capito. Lì a sinistra, amore, dove c'è il segno? È là, no? No, Cos'è là?
Andare a vedere la vista. Vista che cosa? Oh, le cacche. Di qua. Su per qua? C'è. Su sali? Sì, in alto. Sali adesso. Beh. Guarda che spettacolo. La strada del ritorno era come quella dell'andata, quindi non vi abbiamo fatto vedere più di tanto. Siamo arrivati. Allora, abbiamo accumulato. E siamo finiti. Alla fine abbiamo accumulato 800 metri di dislivello positivo e negativo, 9 ore, 16 km e mezzo circa. E Della serie, questa settimana facciamo un giretto piccolo. Vuoi neanche immaginare quello che è quello grande? Guarda, sei licenziato. ci abbiamo messo 4 ore di andata, 3 ore e mezza al ritorno e il resto pausette. E non so se si vede, lì c'è la luna, sentiero panoramico da morire. Iscrivetevi al canale sicuramente, mettete un like, condividetelo con tutti gli amici di montagna. Se invece volete fare una roba molto easy, venite qua al Passo Manghe a pranzo direttamente, poi fate mezz'oretta, 40 minuti dai, arrivate al primo lago delle Buse, lì pratoni infiniti e poi tornate indietro. E vi svolta la giornata a 2000 metri, quindi 2100 anche. Adesso io mi siedo in quella panca lì Aspetta. Sì, e mi riposo. bravissima. Ciao e alla prossima escursione.